vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Siamo con Paolo Carbone, allenatore del Tony Ponzi Investigazioni. Allora mister, per come è andata la gara, innanzitutto oggi un punto guadagnato o due persi? No, è stato un punto guadagnato, risultato giusto. Purtroppo oggi non eravamo nelle condizioni migliori, si è visto in campo, abbiamo trovato comunque dall'altra parte un'ottima squadra che ci ha messo in difficoltà e alla fine il risultato è anche giusto perché Non è bastata neanche la tripletta di Girolamo che ha realizzato 3 gol veramente meravigliosi. Cosa è mancato oggi per... ma è mancata un pochino di determinazione. Probabilmente stavamo ancora un po' sull'euforia dell'altra partita, quindi vabbè, ci può stare comunque, ci può stare, comunque il campionato è lungo e avremo modo per poterci riscattare. Comunque alla fine il punteggio è un risultato giusto. Ha risposto in parte anche alla domanda successiva che stavo per farle. Questo mezzo passo falso, se così si può definire, che non vi consente di ritornare da soli in testa alla classifica, potrà secondo lei essere pagato successivamente? No, assolutamente no, il campionato è ancora lungo, se noi giochiamo come sappiamo giocare avremo le possibilità, le chance che ci siamo prefissati dall'inizio del campionato. Comunque non sempre servirà da lezione anche questo, insomma anche questo è un punto, alla fine dico che sia un punto guadagnato perché servirà da lezione. Va bene mister, grazie e in bocca al lupo. Buonasera.